La Bosnia scossa da un nuovo scandalo nelle rianimazioni di Banja Luka, i malati di Covid costretti a respirare ossigeno industriale. Per spingere le vaccinazioni il governo di Atene ha introdotto il Freedom Pass, una carta per accedere ai trasporti, al cinema e nei ristoranti. La crisi degli approvvigionamenti e l'innalzamento dei prezzi del gas sta condizionando la ripresa dell'Europa dopo la pandemia. In Russia le reazioni critiche dei seguaci del blogger Navalny dopo l'assegnazione del premio Nobel al giornalista Muratov. Il film DAO Natasha ha scatenato le polemiche sul progetto artistico DAO, a cui ha partecipato anche lo scrittore Gianluigi Recuperati. Oltre 11.000 morti su una popolazione di 3.200.000. La Bosnia-Erzegovina è il paese europeo con il maggior numero di vittime per coronavirus sul totale della popolazione. L'incubo per i bosniaci è cominciato a materializzarsi nell'autunno 2020, dopo mesi di lockdown rigoroso. La primavera 2021 è il momento più duro, quando i casi di contagio volano a 200.000 e sembrano riportare il paese indietro nel tempo, come ricorda la giornalista sarajevese Senka Kurt. In marzo a Sarajevo sono morte 800 persone, più di quante non ne siano mai morti in un mese durante la guerra. La violenza del virus trova campo libero in un paese con poche risorse e in piena confusione istituzionale. 3 presidenti, 2 entità, 13 ministri della sanità. Chi decide? Gravi episodi di corruzione intralciano poi l'acquisto delle apparecchiature indispensabili a proteggere la popolazione. I respiratori importati dalla Cina non funzionano. Finisce sotto inchiesta anche il premier della federazione, Fadil Novalic. La campagna vaccinale non parte. La Bosnia-Erzegovina non ha comprato neanche un vaccino. Tutti i vaccini che sono arrivati sono stati donati tramite il COVAX o da altri paesi, Serbia, Croazia, Stati Uniti o altri. Il governo della federazione e quello della Repubblica Srpska non hanno fatto nulla per difendere i propri cittadini. Mentre tutti i paesi europei cominciano a vaccinare, i bosniaci devono arrangiarsi, cercando soluzioni nei paesi vicini. Valentina Pellitzer, italiana da anni residente a Sarajevo, ricorda quei momenti. Ministri e rappresentanti pubblici sono andati in Serbia a vaccinarsi, che è stata anche un'altra indicazione che te la dovevi cavare come potevi. E poi quest'estate anche la Croazia ha aperto per la gente, per chiunque si volesse vaccinare dalla Bosnia per andare. Ora il paese è alle prese con una nuova ondata, ma anche con nuovi scandali come quello dell'ossigeno, questa volta in Repubblica Srpska, la parte del paese a maggioranza serbo-bosniaca. Il sindaco della capitale dell'entità, Banja Luka, rivela che la ditta che rifornisce di ossigeno l'ospedale cittadino, la TGT, guidata dall'ex ministro degli interni Stanislav Čajo, non è autorizzata a importare ossigeno medico, ma solo ossigeno industriale. Questo lascia un grande punto interrogativo. Cosa hanno ricevuto i pazienti? Per importare ossigeno medico devi essere registrato, autorizzato e superare tutti i controlli di qualità, e solo in questo modo puoi distribuirlo ai pazienti. Il premier dell'entità, Radovan Višković, interviene però dichiarando che non c'è nessuno scandalo e che l'ossigeno fornito, anche se industriale, è sufficientemente puro. Una reazione che non stupisce il direttore del portale indipendente Buka, Rumore, una delle testate giornalistiche più seguite nel paese, attenta a denunciare i casi di corruzione. Per quanto riguarda il governo, l'affare è chiuso, per loro va tutto bene, nessuno ha dato le dimissioni, nessuno le ha neppure chieste. In Repubblica Srpska l'intero sistema giudiziario è sotto il controllo della politica, quindi questo risultato era logico. Intanto il centro sportivo Zetra a Sarajevo è stato trasformato in hub vaccinale. Le fiale continuano a essere poche, ma ci sono, soprattutto AstraZeneca e Sinopharm. La fila per Pfizer, utilizzato in via prioritaria per le categorie più fragili o per le seconde dosi, è la più lunga. Per Pfizer bisogna aspettare. Prima c'era solo AstraZeneca. Quando è arrivato Pfizer sono venuta subito. AstraZeneca. Prvu dozu sam
La prima dose l'ho fatta in Serbia, poi ho aspettato 3 mesi qui per la seconda dose. Pfizer, Io sono un veterano invalido di guerra, sono tra le categorie prioritarie. Pfizer. Znači druga doza? Da. Anche per il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis è arrivato il tempo della terza dose di vaccino anti-Covid. Le autorità hanno aperto le 3 somministrazioni per gli over 60 e soggetti fragili lo scorso 30 settembre. Si proseguirà con le altre fasce d'età. Al centro vaccinale di Amarussio, alla periferia di Atene, questo signore ha accompagnato il padre per il terzo richiamo. Io ho già fatto la seconda dose, quando sarà il mio turno, anche il terzo vaccino. Oltre il 60% della popolazione è stata vaccinata, attualmente sono circa 6 milioni e mezzo i cittadini che hanno ricevuto almeno la prima dose. Poco più di 6 milioni e 200 hanno completato il ciclo vaccinale. Prima dell'estate, per incoraggiare i giovani dai 18 ai 25 anni, il governo greco ha introdotto il Freedom Pass, una carta prepagata digitale di 150 euro per comprare biglietti aerei o dei traghetti, noleggiare veicoli, alloggio, ingresso a musei e siti archeologici, rilasciata dopo la prima dose. Questo ha fatto impennare il flusso di somministrazioni. Negli ultimi mesi il numero di prenotazioni è diminuito. Poche le persone nella sala d'attesa dell'hub di Amarussio. Ho portato mio figlio a fare il vaccino. È importante per andare a scuola, per la salute dei bambini e quella delle persone che incontrano. Sono venuto per fare la prima dose. Ho aspettato perché stavo lavorando fuori Atene. Adesso, nel caso dovessero presentarsi effetti collaterali, sono vicino all'ospedale. Ma sulla questione vaccini la popolazione è divisa. Ho fatto la seconda dose ma non volevo vaccinarmi. Sono stato costretto per motivi di lavoro. Considero il Green Pass uno strumento di libertà. Noi che lavoriamo in questo mercato siamo tutti vaccinati, non portiamo la mascherina perché siamo all'aperto e c'è la distanza. Faccio solo test rapidi, non credo al vaccino. Sono una guida turistica, siamo tutti vaccinati, i turisti che vengono in Grecia devono essere vaccinati, così lavoriamo in sicurezza. Dopo il picco dei mesi estivi con il record di 4.600 nuovi casi in un giorno registrato ad agosto, in Grecia la media settimanale delle persone positive al Covid è di circa 2.000. Quasi 700.000 i casi dall'inizio della pandemia, oltre 15.000 i decessi. All'ospedale Sotiria, prima struttura Covid di Atene, la situazione di ricoveri è sotto controllo. In questo momento ci sono una trentina di casi gravi, soprattutto sessantenni vaccinati e non. Sono preoccupata per i prossimi mesi. La percentuale di persone non vaccinate nel nord della Grecia è molto alta, il sistema sanitario pubblico è in difficoltà, manca personale, molti laureati preferiscono specializzarsi all'estero, poi ci sono i medici Novax sospesi, ma non ci sono state nuove assunzioni. La Grecia è stato uno dei primi paesi a introdurre il certificato verde per incentivare i flussi turistici e il Green Pass è obbligatorio solo per i lavoratori del settore sanitario, tra ospedali pubblici e privati, nelle strutture di assistenza agli anziani e alle persone con disabilità. È richiesto per viaggiare, per accedere nei musei, università, teatri, cinema. Il vaccino non è obbligatorio per chi lavora nel settore pubblico e privato. Devono presentare però l'esito negativo del tampone rapido da effettuare 1 o 2 volte alla settimana. Il costo è di 10 euro a carico dei lavoratori. Nova Gorica e Gorizia, un esempio per l'Europa, lo hanno affermato i presidenti di Italia e Slovenia, Sergio Mattarella e Borut Pahor, per celebrare le due città come capitali europee della cultura. Secondo i due statisti, la comunità del goriziano italiana e slovena ha saputo superare i rancori della storia, proponendo un progetto comune. Un processo di integrazione da portare a compimento anche nei Balcani. Il processo di integrazione continentale non sarà infatti completo fino a quando i paesi dei Balcani occidentali non potranno condividere tutti la nostra stessa prospettiva. Per storia, per cultura, per valori, essi sono parte costitutiva dell'Europa, che è culla del loro passato
e orizzonte del loro futuro. Nel 2025 Gorizia e Nova Gorica saranno insieme capitale europea della cultura. L'aumento del prezzo dell'energia ha provocato un prevedibile surplus anche di preoccupazioni in tutta Europa. Proibitivo il gas che il vecchio continente importa per il 90%. Il suo costo è cresciuto esponenzialmente alle porte dell'inverno. Un problema non da poco che rischia di assestare un colpo ferale alle economie più fragili, già sfiancate dall'ondata pandemica. I prezzi del gas naturale sono aumentati da inizio anno di 10 volte e il carbone è aumentato di 5 volte. Una tempesta perfetta per i paesi più poveri dell'Unione Europea e per i paesi dei Balcani. Si pensi che l'Albania ha dichiarato lo stato di emergenza energetico l'8 ottobre, il Kosovo ha bloccato i prezzi, la Bulgaria ha già visto incrementi significativi dei prezzi energetici. Quindi diciamo un'altra fonte di stress in un'area già vulnerabile del nostro continente. I governi cercano di attrezzarsi, trovare soluzioni per famiglie ed imprese. Si calcola che quasi 3 milioni di lavoratori dell'Unione non potranno permettersi di riscaldare le proprie case. La Commissione europea chiede ai 27 soluzioni univoche ed efficaci per i cittadini indigenti. Taglia le bollette, dilazioni, sostegna il reddito da finanziare con l'ETS, il sistema di scambio di quote di gas serra. Il riscaldamento globale è causa primaria dei sovvertimenti climatici, di estati di fuoco, inverni gelidi, di danni a industria e agricoltura, conseguenza della dipendenza dai combustibili fossili, traccia inequivocabilmente la strada al carbon neutrality, che l'Unione ha fissato entro il 2050, ma in Europa ci sono 30 regioni minerarie e 280 centrali a carbone ancora attive. Con il Fit for 55, il pacchetto climatico adottato di recente dalla Commissione europea, ogni paese dovrà rivedere le proprie politiche energetiche e il modo di utilizzo dell'energia con una velocità 5 volte maggiore di quanto si pensasse solo 10 anni fa. Ma forza economica e gap tecnologici saranno il vero banco di prova. I paesi più poveri, i paesi dei Balcani, hanno un mix energetico piuttosto sfavorevole, una rete energetica poco efficiente. Non si pensi che l'intensità energetica, che è una misura di efficienza dell'utilizzo di energia, è 4 volte maggiore in Serbia, in un paese come la Serbia. Cioè vuol dire che per unità di prodotto servono 4 volte le stesse quantità di energia. Quindi questo implica che è un processo complicato. In diverse regioni europee la transizione ecologica potrebbe essere rallentata non solo per i costi difficilmente sostenibili, ma per le implicazioni sociali che gli stessi sovvertimenti climatici determinano, disuguaglianze, perdita di reddito e di beni di sostentamento, insomma un cane che si morde la coda. I paesi più ricchi hanno la responsabilità di accelerare la transizione ecologica, ma hanno anche la responsabilità, a mio avviso, di aiutare i paesi più vulnerabili ad affrontarne i costi. Questo serve a tutti, serve ad evitare che ci siano delle ricadute sociali negative, soprattutto sulla parte più vulnerabile della popolazione che ne paga il prezzo, le ricadute economiche su settori che sono inevitabilmente sotto stress e le ricadute politiche. Diciamo, non è improbabile che emergano movimenti politici che cavalcano le tensioni che sono generate anche da questi effetti negativi. Il Nobel per la pace assegnato a 2 giornalisti, la filippina Maria Ressa e il russo Dmitry Dima-Muratov, è un riconoscimento al ruolo del giornalismo nella costruzione e nella difesa della democrazia. Muratov è il direttore di Novaya Gazeta, il giornale per cui scrivevano Anna Politkovskaya e altri 6 giornalisti assassinati per le loro inchieste. È a loro che Muratov ha dedicato il premio. Il Cremlino, a denti stretti, tramite il portavoce Peskov, si è complimentato con Muratov, che paradossalmente ha però subito critiche feroci e ingenerose da parte dei seguaci di Alexei Navalny. L'oppositore di Putin recentemente prima è sopravvissuto ad un avvelenamento e poi è stato processato e incarcerato.
I suoi collaboratori accusano Muratov di non essere coerente nella critica al Cremlino. I più radicali hanno addirittura scritto che per la libertà doveva farsi ammazzare e non prendere il Nobel. Dopo la notizia dell'assegnazione del premio a Dmitry Muratov, alcuni sostenitori e collaboratori di Alexei Navalny hanno reagito in maniera emotiva, forse perché tutti speravano e pensavano che il premio sarebbe andato a lui, che era il grande favorito. Muratov stesso ha dichiarato che lui stesso avrebbe votato per Navalny. La discussione si è svolta prevalentemente sui social media, con alcuni sostenitori di Navalny che hanno voluto sottolineare le differenze tra i due personaggi. Da una parte Navalny, che si trova in carcere e ha subito anche un tentato omicidio per avvelenamento, e dall'altra parte Dmitry Muratov, che secondo alcuni non avrebbe fatto abbastanza per meritarsi questo premio. Muratov, con diplomazia, forse anche con i compromessi, difende i giornalisti di Novaya Gazeta, giornale che esce a Mosca 3 volte alla settimana. 80.000 copie vendute nelle edicole. In settembre la pagina web ha avuto 17 milioni di contatti. Novaya Gazeta è un giornale importantissimo nel panorama mediatico russo e le sue inchieste sono costate la vita anche a 6 dei suoi collaboratori negli anni. Alcuni ritengono che la posizione del giornale sia ambigua, perché a differenza di altri mezzi di informazione indipendenti, Novaya Gazeta non è mai stata toccata da alcune leggi restrittive e repressive che stanno toccando molte voci indipendenti in Russia al momento. Questa questione è tornata al centro delle polemiche proprio quando Muratov è stato insignito del premio Nobel l'8 ottobre, perché alcuni pensano che Muratov, per consentire al suo giornale di operare, sia sceso a troppi compromessi. Il livore della critica a Muratov è prodotto dalle contraddizioni caratteristiche delle opposizioni a Putin. Navalny negli ultimi anni si è concentrato nella denuncia della corruzione. Quando però Anna Politkovskaya scriveva i suoi articoli contro la guerra e in difesa dei civili in Cecenia, Navalny si era distinto con una serie di attacchi sciovinisti e razzisti contro le minoranze asiatiche e caucasiche. La figura politica di Alexei Navalny si è evoluta negli anni. Nei primi anni 2000 è entrato a far parte del partito liberal democratico Yablaka, dal quale si è poi allontanato nel 2007 quando ha fondato il movimento nazionalista Narod, e in quegli anni Navalny ha pubblicato sul suo canale YouTube diversi video dallo sfondo inequivocabilmente razzista. Poi negli ultimi 10 anni è diventato il leader politico che conosciamo oggi ed è diventato popolare grazie alle sue inchieste anticorruzione. Tuttavia questo suo passato xenofobo lui non lo ha mai ufficialmente rinnegato, e questo causa dei problemi alla sua reputazione, tanto che per molti questo è un sufficiente motivo per non meritare un Nobel per la pace. Dima Muratov ha annunciato che userà i soldi del premio Nobel per difendere il giornalismo indipendente. Per Gianluigi Recuperati tutto iniziò in una sera del febbraio 2016. Fu allora che un suo amico gli diede appuntamento al numero 100 di Piccadilly a Londra. L'ora e il luogo non erano inconsueti per due persone che si erano conosciute nel mondo dell'arte e che amavano frequentare l'underground della capitale inglese. Lo scenario mutò però non appena giunto di fronte a quello che era un hotel abbandonato. Quando ho aperto la porta ho trovato una persona che parlava russo, che mi ha chiesto i documenti, era pieno di telecamerine di sorveglianza, però era anche un arredamento, diciamo, chiaramente di decenni fa, anni 50 forse, anni 40, e c'era un'atmosfera oggettivamente terrorizzante da un certo punto di vista, ma anche eccitante, perché era una cosa strana, no? Senza saperlo, era stato proiettato dentro al mondo di DAO Freedom, un progetto di arte e cinema a realtà iniziato 8 anni prima a Kharkov, in Ucraina. È qui che sotto alla regia di Ilya Kirzanovsky era stato ricostruito l'Istituto di Fisica Superiore dell'Unione Sovietica, all'interno del quale aveva operato il premio Nobel Lev Landau. In un esperimento di iperrealismo, centinaia di persone avevano vissuto per 3 anni in una perfetta ricostruzione della vita dell'Unione Sovietica. Quindi, per esempio, non dovevano parlare di Google, anche nei momenti in cui non si girava, in cui c'era pausa, ma dovevano parlare della Pravda. Venivano multati, gli venivano dati dei soldi che erano calcolati sul cambio dell'epoca, e vivevano con le regole politiche, etiche, ma anche con una certa, diciamo, doppia morale che era tipica dell'epoca, per cui da un lato c'era un ipercontrollo, dall'altro c'erano ogni tipo di, come dire, tentativo di
sviare, di fuga da questo controllo. Una sorta di grande fratello in salsa sovietica. Quello costruito nel cuore di Londra e nel quale irrompe Gianluigi Recuperati altro non è che il quartier generale destinato al montaggio delle 700 ore di girato. Anche questo parte del progetto e lo scrittore torinese è uno dei pochi esterni ammessi ad assistervi nella sua realizzazione. Un'esperienza dalla quale nasce il romanzo Est, che pur con qualche licenza concessa alla finzione è il racconto di quella esperienza. Ma la monumentale realizzazione di Kirdanowski è tornata a far discutere con l'uscita del film Dau Natasha, che ha riacceso le polemiche che hanno accompagnato fin dall'inizio il progetto. Questo clima culturale ha completamente rigettato l'esperienza di Dau, così come era stata concepita, cioè di una produzione di realtà che aveva, come la realtà, diciamo, aveva tutto dentro, il bene e il male, il sordido e lo spirituale, il grottesco e il casuale, ciò che è ordinato e ciò che è invece totalmente caotico. Quel che è certo è che nulla di simile è stato più realizzato, ma Dau e il suo scandalo continueranno ad alimentare ancora a lungo le discussioni su limiti e possibilità di arte e cinema. Это чувство не теряется.